Gentili amici e amiche alla Bisogna d'Ascolto, ben ritrovati con gli speciali di friulitv.net. Come sempre il venerdì spazio dedicato agli amici di Acquirenti. Vediamo già collegata con noi da Udine l'avvocato Assunta Nappi. Eccola qua, buongiorno avvocato e ben ritrovato per lei, ben ritrovata. Per lei è una prima volta per quanto riguarda l'apparizione qui nella trasmissione dedicata ad Acquirenti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, con lei parleremo chiaramente di mondo del lavoro per quanto riguarda, insomma, contratti e via dicendo, perché anche qui si stanno aprendo delle voragini molto interessanti, no? E soprattutto da spiegare ai nostri amici che ci stanno guardando cosa fare e cosa non fare, perché poi chiaramente una volta firmato la magagna, come direbbe qualcuno, viene a galla, no? Certo, più che altro io quello di cui parlerei oggi è il tema delle sanzioni disciplinari in ambito lavorativo, quindi mi concentrerei prevalentemente anche su quelli che sono gli aspetti comportamentali che devono essere tenuti sia da parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore. In particolare, quindi il tema centrale sarebbe quello delle sanzioni disciplinari e in Certo. maniera abbastanza semplice vorrei un attimo solo spiegare quelli che sono gli elementi essenziali che possono rendere valida una sanzione disciplinare e perché il datore di lavoro la può irrogare al lavoratore, cosa può comportare questa sanzione disciplinare in capo al lavoratore, Certo. considerando anche il fatto. Se permette un attimo, avvocato, mi permetto soltanto di aprire un off topic, visto che siamo in diretta, perché pochi minuti fa si sono registrati, proprio le rubo un minuto, giusto per fare Certo, proprio un certo. momento di cronaca, come si dice. Circa alle 9:40, 9:45 si sono uditi due forti boati sui cieli del Friuli. Chiaramente la gente è allarmata, vigili, centraline dei vigili del fuoco sono intasati. Diciamo subito che non è nulla di grave, si tratta probabilmente al 99,9% di manovre di aerei militari che in questo momento stanno sorvolando i cieli della nostra regione e probabilmente, senza probabilmente, hanno superato il muro del suono in più punti, come si dice, e questo boato che ha insomma fatto pensare a chi ha il terremoto, chi ha esplosioni, eccetera. Voglio soltanto rassicurare i nostri amici che ci stanno guardando, per fortuna non è nulla di grave, si tratta di semplici manovre militari che purtroppo hanno, come si dice, superato il muro del suono e hanno provocato queste due onde d'urto forti che si sono udite da Gorizia fino alla Pedemontana e sulla costa friulana. Ripetiamo, nulla di grave, state tranquilli e lasciamo lavorare in pace i vigili del fuoco che già anche loro sono presi per altre cose. È soltanto una manovra militare. Torniamo a bomba dunque con l'avvocato Nappi. Allora, assolutamente. Quindi vi stavo dicendo delle sanzioni disciplinari. Cosa fare quando qualcuno si vede recapitare una sanzione disciplinare? Quindi cosa deve fare il lavoratore e dall'altro lato però anche cosa deve fare il datore di lavoro affinché la sanzione disciplinare che vuole erogare sia legittima. Allora, il lavoratore saprà che c'è un procedimento disciplinare a suo carico quando si vedrà consegnare o con una raccomandata con ricevuta di ritorno piuttosto che con una lettera che gli viene consegnata a mano da parte dello stesso datore di lavoro, una contestazione disciplinare nella quale gli vengono contestati determinati fatti. In questo momento il lavoratore sa che ha in mano che c'è un procedimento disciplinare a suo carico, procedimento disciplinare che si potrà concludere o meno con l'erogazione di una sanzione disciplinare. Allora, Certo. affinché questa sanzione disciplinare possa essere considerata valida, legittima, qualunque essa sia, vanno rispettati però dei requisiti che cercherò di spiegare in modo tale da renderli comprensibili un po' a tutti. Allora,
I limiti si distinguono in requisiti, limiti sostanziali e procedurali. Quali sono quelli sostanziali? Deve esserci effettivamente un fatto, un'infrazione che il lavoratore ha commesso e deve essere imputabile a lui, al lavoratore, ad un lavoratore determinato. E inoltre deve esserci una violazione colposa dei doveri del lavoratore. Inoltre, la sanzione che il datore di lavoro gli va ad irrogare deve essere una sanzione adeguata, cioè deve essere modulata alla gravità del fatto. Cioè, per esempio, il datore di lavoro non è che può irrogare, faccio l'esempio estremo, di certo non può dire ti irrogo la sanzione disciplinare del licenziamento perché hai fatto 5 minuti di ritardo. Questa sanzione sarebbe assolutamente illegittima perché assolutamente sproporzionata rispetto Chiaro. a quello che tu lavoratore hai fatto, no? Quindi bisogna che sia adeguata e inoltre bisogna sempre ricordarsi che nell'ambito del diritto del lavoro vanno sempre guardati anche i contratti collettivi nazionali. Quindi Certo. i contratti collettivi nazionali già prevedono delle fattispecie, delle situazioni che possono comportare l'irrogazione di sanzione, lo fanno in maniera esemplificativa, però va da sé che se il datore di lavoro dà una sanzione più alta rispetto a quella che è prevista dal contratto collettivo, quella sanzione non è valida, perché lì è lo stesso contratto collettivo che la prevede. Non ci possono di norma essere delle sanzioni che comportino un mutamento del rapporto di lavoro, a meno che non ci si trovi nell'ipotesi più estrema, che è quella del licenziamento, perché vuol dire che hai veramente compiuto un atto. Tu lavoratore, se vieni licenziato, in teoria il datore di lavoro ti viene a dire che hai fatto qualcosa di Chiaro. abbastanza Avvocato, grave. sotto questo punto di vista, vale per l'eventuale licenziamento, vale la formula verbale o scritta da parte del datore di lavoro? Cioè No. l'ammonimento che il datore di lavoro fa al suo dipendente deve essere sempre messa per iscritto e poi scatta eventualmente la sanzione, oppure vale tra parentesi anche quella voce? No, deve essere fatta sempre in forma scritta, pena Cosa molto punibile. importante questa da sottolineare. Assolutamente, assolutamente, soprattutto poi nell'ambito del licenziamento, ovviamente il licenziamento non può mai essere irrogato a voce, è assolutamente illegittimo, quindi è No, forse impugnabile. mi sono. Sì, giusto per fare delle domande, anche perché magari sa com'è, è sempre meglio aprire, come si dice, finestre, no? Per dire, io ho un dipendente col quale ho sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, e questo più volte commette degli errori. Io chiaramente sempre in modo, come si dice, gentile in un certo senso e cortese, ammonisco lo stesso dicendogli guarda che stai sbagliando, di fare così così, e lui persevera nel suo prolungare a commettere errori. Ecco, non avendo mandato una carta scritta ufficiale, può scattare dopo un po', dopo varie cose, che, ripeto, errori evidenti e non per sentito dire, però vale sempre il discorso scritto o verbale, poi eventualmente nella recinzione, come si dice, del contratto di lavoro. Allora, diciamo che devono essere di lavoro, vai a fare una contestazione disciplinare, per esempio nel caso del quale stai parlando tu, no? Tu datore di lavoro sei stremato, arrivi alla fine dopo una serie di violazioni che non hai mai contestato formalmente e dici adesso ti erogo la sanzione disciplinare perché siamo arrivati ad un punto in cui ne hai già commesse troppe e non ti ho mai detto nulla. In questo caso però il datore di lavoro deve andare a contestare quel fatto specifico, solo quello per il quale agisce in questa sede, non per un altro fatto, non può più farlo perché prima non l'ha fatto, e inoltre non potrà neanche mettere la recidiva, perché io quando faccio la contestazione, io datore
Ecco, siamo in attesa di ristabilire il collegamento con l'avvocato. Io vedo che lo schermo si è bloccato all'improvviso, probabilmente problemi tecnici dovuti al collegamento audio. In questo caso il segnale, vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento con Udine. Vedo l'avvocato fermo, un fermo immagine e senza voce. Può capitare perché magari, come sapete, già spesso succede che con le linee internet odierne bisogna sempre stare in campana, il collegamento può cadere, il bello della diretta è anche questo. Adesso siamo in attesa di capire se riusciamo a ristabilire il collegamento audio. Ecco, sparita completamente dal monitor, chiaramente problemi di connessione al nostro servizio, ripetiamo, non dovuto a noi e nemmeno di certo all'ospite che sta dialogando con noi, ma purtroppo le linee sono quelle che sono e dunque dobbiamo un po' accontentarci di quello che passa il convento. Dicevamo, molto spesso noi facciamo queste trasmissioni, ci lamentiamo proprio per il servizio che gli operatori telefonici offrono. Immaginarsi a un comune mortale che non riesce a fare nemmeno un collegamento Skype, immaginatevi a noi che paghiamo bene per poter poi dover dare un servizio. Vedo comunque che il collegamento dovrebbe essere ripristinato con Udine, la vedo in bassa frequenza. Eccola qua, avvocato, di nuovo buongiorno. Non ho È idea successo. Ecco, niente di grave, è andata via la linea, noi abbiamo continuato comunque il collegamento, abbiamo parlato con i nostri amici giusto per attendere, insomma, che si ripristinasse il collegamento audio-video, dunque le ripasso nuovamente la parola per continuare da dove era interrotto il tutto. Allora, riprendo un attimo le fila. Certo. Mi ha chiesto cosa succede quando il datore di lavoro ha un lavoratore che magari ha commesso una serie di infrazioni, ha avuto una serie di comportamenti illegittimi, non l'ha mai ripreso se non verbalmente, quindi non ha mai fatto una contestazione disciplinare al lavoratore, e se la domanda penso fosse fondamentalmente se poi può parlare anche del pregresso nel momento in cui va la sanzione disciplinare finale. Allora, in linea formale no, nel senso, io quando ti faccio la contestazione, io datore di lavoro ti devo fare tra i requisiti della contestazione disciplinare c'è anche l'immediatezza, quindi te la devo fare più o meno subito, nel momento in cui vengo a conoscenza dei fatti. Quindi, in più, se non ho precedenti dietro formalmente riconosciuti, quindi riconosciuti proprio a livello di sanzione disciplinare, quindi con un carteggio, con qualcosa di scritto, io non ti posso neanche contestare, io datore di lavoro, in questo caso mi metto dal lato del datore di lavoro, non ti posso neanche contestare la recidiva. Va da sé che poi nell'ambito di quello che può succedere dopo che viene erogata la sanzione disciplinare, faccio un esempio, viene erogato il licenziamento ad un dipendente che era stato già ripreso più volte verbalmente. In giudizio poi, per quanto non valga come recidiva sulla legittimità, cioè se viene impugnata la sanzione del licenziamento, per quanto non valga come recidiva, io però per far conoscere il soggetto, il lavoratore al giudice, posso anche indicare alcuni episodi, se ho dei testimoni, però devo avere una prova. In questo caso non vale come sanzione disciplinare pregressa, vale un po' a disegnare quello che è il profilo poi del lavoratore, perché poi quando entri in causa cerchi comunque di disegnare un po' le varie posizioni, ecco. Però ecco, sempre meglio da un lato tenere un ambiente di lavoro abbastanza tranquillo, quindi ci sono ambienti di lavoro nei quali magari arrivano delle sanzioni disciplinari a raffica, però nel momento in cui si teme, no, che possano ripresentarsi situazioni di infrazione, è meglio invece procedere nella maniera prevista dalla legge correttamente, perché così rimane nella cartella del lavoratore quello che il lavoratore ha commesso. E inoltre No, prego.
E inoltre, visto che stiamo parlando di questo aspetto, esco un attimo dagli schemi, bisognerebbe fare anche attenzione perché per quanto ci si trovi dinanzi ad un rapporto di lavoro che quindi si ritiene essere tutelato, non è impossibile che il datore di lavoro chieda il risarcimento dei danni al lavoratore se vi è un danno materiale o per esempio il datore di lavoro può anche dire mi hai recato un danno all'immagine, alla mia società, e in questo caso potrebbe anche chiedere, sono ipotesi non frequentissime, però è possibile che richieda al lavoratore un risarcimento del danno e anche in questo caso non c'è una risposta univoca, nel senso che non c'è giurisprudenza univoca, però anche in questo caso il consiglio che io posso dare è quello sempre di fare la sanzione disciplinare alla base, perché ci sono contratti collettivi che dicono che tu datore, se non hai fatto la contestazione disciplinare, poi non puoi chiedere il risarcimento del danno. Certo. Poi chiaramente, come ha sottolineato lei, ci sono anche delle varianti in corso d'opera, perché noi chiaramente non è che possiamo in questo collegamento portare tutte le varie forme di contestazioni tra dipendente e datore di lavoro, no? Ci sono delle varianti in cui giustamente lei spiega, perché chiaramente poi, come ha già sottolineato in apertura, bisogna capire la tipologia del contratto sottoscritto tra il datore di lavoro e il dipendente, no? Perché chiaramente l'abbiamo detto. Però questo è un modo anche per fare degli esempi e per dare sia a un datore di lavoro che ci sta seguendo o titolare di partita IVA da una parte, sia a un dipendente o lavoratore autonomo che però ha un contratto tra parentesi di dipendente, giusto per capire un attimo che pesci pigliare in caso in cui ci sia una controversia, ecco, tanto per essere chiaro. Esatto. Noi adesso qua stiamo parlando nello specifico, quello su cui mi sono nello specifico, in linea generale, ma stiamo parlando del procedimento disciplinare nel lavoro subordinato. Poi ovviamente esiste un'altra disciplina per quanto attiene al lavoro pubblico, per esempio. Questa è quella un attimo più frequente, quella del lavoro subordinato presso delle aziende, presso un privato, ecco. Certo. E poi ovviamente sono spunti e ogni causa che si affronta, in ogni causa poi che si va ad affrontare si trova un qualcosa di diverso rispetto all'altra, ci sono sempre delle peculiarità. Queste sono le regole base che comunque vanno rispettate di massima più o meno sempre, ma certo, in maniera abbastanza anche semplice. Bene. Ecco. Senta avvocato, allora intanto io la ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, chiaramente invitiamo i nostri amici in questo momento in collegamento e in ascolto per qualsiasi dubbio o comunque anche per una semplice informazione a contattare il sito di Acquirenti che vedete nel nostro link presente attraverso i nostri social, oppure ci potete tranquillamente inviare una mail a info@friulitv.net, poi sarà nostra cura inoltrarla ad Acquirenti per poi, come si dice, creare il contatto diretto tra il telespettatore e il consulente al quale è rivolta la richiesta di intervento in un certo senso. Va bene, grazie mille intanto. Grazie a lei e speriamo, insomma, avvocato, di avere altre occasioni, no, per parlare con lei in questo spazio informativo per quanto riguarda, insomma, i temi collegati alla sua professione. Volentieri, Bene. grazie. Bene, buon lavoro e buon weekend. Altrettanto. Grazie all'avvocato Assunta Nappi e come sempre agli amici dell'associazione Acquirenti per la loro partecipazione e soprattutto vediamo che insomma la trasmissione da quando è partita quasi un anno fa sta avendo veramente interessanti ascolti e dall'altra parte insomma ci sono riscontri che è la cosa molto importante. Allora torniamo all'apertura della notizia in merito a questo forte boato che ha interessato intorno alle 9:40 di oggi il Friuli Venezia Giulia. Va detto che lo stesso boato si è registrato anche nel vicino Veneto, perché stiamo vedendo che ci stanno arrivando insomma
diversi messaggi attraverso i social e non solo. Ci stiamo un attimo anche noi muovendo per capire. Chiaramente nel corso della prossima edizione di Friuli TV Notizie Mattina saremo ancora più precisi nel dettaglio, però ripetiamo, al momento non ci sono segnalazioni di intervento da parte dei vigili del fuoco per eventuali esplosioni o deflagrazioni. La pista battuta un po' da tutti è quella dell'aereo in transito, dunque parliamo di un aereo, probabilmente un aereo militare che stava sorvolando i cieli del nord-est, superata la famosa barriera del suono, ha provocato di fatto questi due forti boati che si sono, ripetiamo, registrati in quasi tutto il Friuli Venezia Giulia, per la precisione da Gorizia fino alla Pedemontana e sulla costa, ma come vi ho già sottolineato anche nel vicino Veneto ci sono state segnalazioni attraverso i social, gente chiaramente allarmata che ha invaso immediatamente i centralini dei vigili del fuoco per chiarire e soprattutto cercare notizie di quello che era accaduto, perché il terrore si è sentito. Ripetiamo, l'esplosione è stata avvertita tra il Veneto e il Friuli, tremano case, palazzi, insomma decine e centinaia di migliaia insomma di telefonate, ma per fortuna, ripetiamo, nulla di grave. Si è trattato molto probabilmente di un aereo militare o più aerei militari in sorvolo nel nord-est che, superando la barriera del suono, come detto, hanno provocato questa deflagrazione che ha messo in sobbuglio tutta l'area del Triveneto, con paure e soprattutto fantasmi che non, come si dice, brutti ricordi che da queste parti insomma riecheggiano quasi sempre. Non resta che ringraziarvi, gentili amici, per la visione e l'ascolto. Vediamo appuntamento intorno alle 11:30, 11:45 con Friuli TV linea mattina per quanto riguarda le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Chiaramente tutti gli aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Buona giornata a tutti.